Allo stadio Todoli si gioca per la vetta tra prima, Savignanese e la seconda in classifica il Cervia. Parte fortissimo la squadra di casa che sblocca il risultato dopo solo un minuto con Merloni abile a concludere. In rete un cross dalla destra di Valdinoci. Secondo gol consecutivo per il capitano del Cervia. Prova a reagire la Savignanese con un tiro di Altieri parato senza problemi da Fusconi. Al 12° raddoppia il Cervia grazie ad una punizione di Mazzotti spizzata da Bullini e conclusa da Maltoni che insacca a 2 passi da Zannoni e segna il primo gol in stagione. La Savignanese si avvicina alla porta di Fusconi con una punizione di Mazza che termina di poco sul fondo. Prima dell'intervallo ci prova Tisselli che di testa alza di poco una punizione ancora di Mazza, ma è soprattutto il Cervia a recriminare per una grande occasione sulla testa di Vesi che da pochi passi alza sulla traversa su angolo di Mazzotti. Le squadre vanno al riposo con il doppio meritato dei padroni di casa. Nel secondo tempo la capolista ha un altro piglio e al 16° minuto accorcia le distanze con Gravina, prontissimo a ribattere in rete un pallone calciato sul palo dall'ottimo Paganini subentrato al minuto 35. Dopo un tentativo su punizione dal limite di Mazzotti, la Savignanese raggiunge il gol del 2-2 al minuto 67 grazie ad una zuccata imperiosa di Tisselli, che di testa manda il pallone a fil di palo e sigla il classico gol dell'ex. Sulle ali dell'entusiasmo i ragazzi di Zagnoli provano il sorpasso con una iniziativa sulla destra fra Altieri e Gravina, sul cui centro si catapulta Angeli ma manda di poco sul fondo. Nei minuti finali il Cervia torna a farsi vedere in attacco con un cross di Di Giglio che viene allungato da Drudi verso Merloni, a cui non riesce il destro al volo. Al 90° tocca ancora a Maltoni colpire di testa in piena area e centrare la traversa, ma il gioco era fermo per un precedente fallo su Lombardi. In pieno recupero l'occasionissima dopo un'azione sulla destra fra Di Giglio e Aruta con cross perfetto di quest'ultimo che Mazzarini non riesce ad impattare in tuffo. Azione che lascia rimpianti al Cervia, ma pareggio tutto sommato giusto. Mercoledì sarà ancora campionato con il